Si muovono tra i tasti le dita esperte dell'organista, si muovono mentre le gambe sembrano eseguire una strana danza. E tutto questo per un suono che avvolge chi entra nella chiesa di Sant'Agnese. Le canne d'organo, nella loro potenza, sembrano andare oltre a queste sacre mura, diffondendosi per tutto il borgo esterno. Siamo in quella zona di Treviso un tempo detta Le Fosse per via del basso livello del terreno che costantemente battagliava per emergere dall'acqua nascente. Chi immagina che qui un tempo non c'erano auto ma barche e approdi? Eppure anche al più distratto dei passanti non sfugge il nome di questo parcheggio, che da solo testimonia la presenza un tempo di polle alternate a terreno limaccioso. Qui era il suburbio della Treviso romana. Qui un tempo c'era addirittura il villaggio di Papigo, dove venne eretta una prima chiesetta che confinava con le altre di Mure, Corona e Bogiago. Una località comunque ricca, considerando che qui la capitale della Marca aveva la propria zecca. Ma per vedere il borgo di Papigo trasformarsi in Santi 40 e successivamente nell'odierno Cavour, bisogna aspettare Fra Giocondo e le sue mura veneziane. Sono segni del tempo e della storia di questa nostra Treviso che ogni volta affascinano. Così i palazzi che si affacciano raccontano di un Ottocento borghese industriale, dove gli appiani, proprio di là delle mura, inventarono l'azienda di famiglia con case per operai, assistenza sanitaria garantita e il teatro dell'Eden per svagarsi ma anche per acculturarsi. Poi, svoltando verso la città giardino, le villette raccontano di un ordinato benessere con qualche piccola follia, stile Belle Époque. Segni che sono storia e che per questo comunque vengono rispettati, così per la Casa della Gioventù Italiana del Littorio, oggi Biblioteca Gil, dove il pensiero marmoreo sembra riflettere su quel ventennio di luci ed ombre. Luoghi che sanno di cicatrici dalle ferite della guerra, ancora visibili nelle case spezzate e nella successiva architettura del boom economico, dove i condomini significavano modernità. Pagine di un libro che ruota attorno alla chiesa di Sant'Agnese e al suo piccolo campanile, ma soprattutto nella storia di questa nostra unica Treviso.